Buongiorno a tutti, mi sono appena sparato 1000 metri di dislivello, da qui poi mi porterò verso il Cansiglio, dove andrò a fare alcuni sentieri che non conosco, li farò per la prima volta. Quello che vado a fare oggi sono proprio i sentieri all'inizio della strada della Candaglia. Eccoci alla caserma del Candaglia, potrei vedere se c'è acqua. L'anno scorso c'era, ma sto anno sì, c'era l'acqua. Ora scendiamo, andiamo verso i sentieri. Ok, questo è il sentiero Pian delle Stelle, che non abbiamo fatto l'altra volta. Vai. Attenzione che non lo conosciamo, dunque stiamo attenti, anche perché ci saranno tronchi, ceppi e così via. Questo dicevo, non conoscendolo e non sapendo come sono le curve, perché potevo anche pensare che andava via dritto. Ok, qua non riesco a capire dov'è il sentiero. Essere qui, sì. Si è allentata la serie sterzo, vedo dopo se riesco a chiuderla. Sempre questo, continuiamo. Perché qua è chiuso? C'è un altro sentiero? Sì. Controlliamo in mappa. Allora, ho esplorato questo sentiero a piedi, ma non porta da nessuna parte. Una volta risaliva verso la strada del Candaglia, perché ho visto dei vecchi segnavia, ma non è più percorribile. Dunque proseguiamo per il nostro sentiero. A destra bisogna andare, perché là c'è l'albero, c'è una deviazione.
queste radici sono scivolose. L'abbiamo fatta. Ok, fatta, almeno sta qua. È stato un po' impegnativo questo, molto tecnico. Qua ci dovrebbe essere una grotta, la 7044 se non sbaglio, su per di là, vicino al sentiero che abbiamo esplorato prima, ma non ci si arriva diretti. Eccoci qua, siamo all'Archeton. Qua il sentiero L'Oral della Cavallera. Dovrebbe essercene uno anche qui, bisogna andare a vedere. Allora, siamo qui sulla strada appena sopra l'area picnic e il parcheggio dell'Archeton e devo dire che il sentiero di Pian delle Stelle non è particolarmente interessante, non è molto raidabile, è un po' troppo tecnico, dunque non ha nessun interesse enduristico, anche perché è abbastanza breve. Potrebbe essere interessante a livello trialistico. È arrivato il cavallo Jerry, guarda che bello. Io ho il mio cavallo, dunque devo risalire adesso e dobbiamo tornare sulla strada del Candaglia e fare gli altri sentieri. Questo è il sentiero appena fatto, quello di Pian delle Stelle. Mi pare un sentiero pieno di ortica e basta. Proviamo a scendere un po', anche perché più avanti cambia il tipo di sentiero e ci sono delle intersezioni con altri sentierini. Vediamo cosa c'è, se no torniamo indietro e facciamo quello successivo. È un disastro, non è messo bene. Comunque questo è ancora il pezzo buono, poi dovrebbe peggiorare. Tila. Wow. Ecco qua cambia. Non passi più qua. E siamo pure fuori tracciato.
perché io dovevo andare di qua. Bisogna vedere se questo continua e raggiunge di nuovo questo qui. Forse hanno fatto questo proprio per bypassare questa zona, ma devo tornare indietro a vedere se reintercetto questo sentiero. E prima ancora di arrivare a Val del Palazzo, circa a metà, qui bisogna continuare giù fino all'Archeton, attraversando Sentiero O. Dai, andiamo in cerca dell'altro pezzo sopra. Siamo scesi di qua e dunque il taglio sarebbe sto qua, sperando non farsi male. Super, di là. Eccoci. Sì, è questa. Questa è la strada vecchia. L'abbiamo reintercettata. Stiamo attenti perché qua non è più battuto da molto tempo e spaccare fuori tutto è un attimo. O farsi male. Ok, perché ci sono anche zone scavate, probabilmente tempo addietro queste zone sono state scavate dall'acqua e qua siamo sul sentiero O, però noi dovremo continuare di là, però ce n'è uno giù un po' più avanti anche. Allora intanto faccio questo, casomai risalgo dall'altra parte e lo rifaccio in giù, così facciamo tutto in un colpo solo. No, qua è messo male, si vede più un tubo, è tutta ortica. Mamma, ortica, ortica, ortica. Come bicca, bicca, bicca. Andiamo a vedere della grotta. Quella. A naso è quella. No, non è qui, è più in là. Qua su. Trovata. Eccola, è questa. Rotta Margaret 8239. Bene, siamo contenti. Madonna, è tutto un ramo, qua te spacca i cerchi, il cambio, tu quante spacca. Sarà pieno di lupi, Cristo. Madonna, tocca risalire. Qua deve essere. E dovremmo essere sul sentiero ora. Eccolo. Praticamente siamo sul Troy delle Paradise. Mi conviene tornare indietro di qua nonostante l'ortica e i punti critici, perché posso raggiungere più velocemente la bassa di qua, ma mi tocca fare tutto un girone prima di arrivare all'Archeton. Pronti, via. Oh, attenzione che qua le piende rocce in mezzo all'erba, non te le vede. E non solo rocce.
Infatti che non sapeva già una. Oh. E adesso è uno dei pezzi più difficili sto qua. Oh cacchio. Cosa c'è lì? Per questo lo chiama il Troy dei laghetti. Siamo tornati qua di prima, sopra l'area picnic dell'Arketon, su subito.